È l'alba di domenica 7 ottobre 1571, giorno di Santa Giustina. Il mare davanti alle isole Curtolari, all'imbocco del golfo di Patrasso, è ricoperto da una moltitudine di vele. Due flotte immense, che contano entrambe centinaia di navi da guerra, si fronteggiano. Da una parte la Lega Santa, promossa dal Papa, che unisce la Repubblica di Venezia, la Spagna, Genova, i Cavalieri di Malta e numerosi ducati italiani. Dall'altra l'Impero Ottomano. A metà mattina ha inizio quella che in età contemporanea verrà chiamata la Battaglia di Lepanto, uno degli eventi più drammatici nella secolare lotta tra l'Occidente cristiano e l'Impero del Sultano. Il Friuli ha mandato i rampolli di alcune delle famiglie più importanti della propria nobiltà, per lo più imbarcati sulle galere veneziane. Sono presenti uno Spilimbergo, 2 Frangipane, 4 Strassoldo, 8 Coloredo, 4 Savorgnan, 2 Altan di Salvarolo, 5 di Magnago, 1 Cordovado, 1 Cisternini di Spilimbergo ed 1 Montereale. Ma soprattutto c'è Silvia di Porcia, che comanda la prora della capitana di Agostino Barbarigo, viceammiraglio della Serenissima, nel corno sinistro dello schieramento cristiano. Il conte di Porcia, all'epoca 45enne, è un esperto uomo d'armi che ha ricoperto importanti incarichi militari per conto di Venezia, ma anche per l'imperatore Carlo V e per il Papa. Sul finire della carriera verrà nominato governatore delle milizie prima a Zara, poi a Brescia e ad Asolo, quindi a Corfù ed infine a Padova e a Verona. La battaglia inizia con i primi cannoneggiamenti a distanza. Quando le flotte si avvicinano, una grandinata di frecce e proiettili cade su entrambi gli schieramenti. Poi le navi vengono a contatto e sui ponti inizia una feroce battaglia a corpo con spade, asce e picche. Il mare avea per il sangue in gran parte il suo color mutato, si legge nell'Historia Nova del Manolesso, libro basato in gran parte sulle memorie del nobile friulano. Una freccia si conficca nell'occhio del Barbarigo e mentre questi viene portato sotto coperta in fin di vita, il comando passa a Silvio di Porcia, che insieme a Federico Nani guida i suoi fanti di mare nella difesa della galera abbordata dai turchi. Al tramonto arriva la vittoria cristiana. La Lega Santa ha schiacciato la flotta del sultano con la supremazia delle sue artiglierie e delle sue batterie di archibugieri. Determinanti sono state anche le 6 galeazze uscite dall'arsenale di Venezia proprio per quella battaglia. Sono enormi navi da carico, riadattate per la guerra e imbottite di cannoni, in pratica dei castelli galleggianti paragonabili alle corazzate moderne. Silvio ne esce malconcio, con ferite da freccia sia al fianco che ad una gamba, ma può festeggiare insieme al resto della flotta quella epocale vittoria. In patria è accolto con i dovuti onori, ritorna carico di bottino, nel quale sono compresi anche 2 prigionieri turchi, che negli anni a venire si convertiranno al cristianesimo e lavoreranno nelle tenute della famiglia. Venezia, come premio per il suo coraggio e la sua fedeltà, gli regala 800 ettari di terra nei dintorni di Azzano X, che saranno presto coltivati a vigna. Nella chiesa di San Giorgio di Porcia erige un trofeo composto dalle bandiere e dalle armi strappate al nemico. Racconta gli eventi di quei giorni a Giacomo di Porcia, un parente che li riporta nei suoi diari. Ne uscirà l'anno dopo un libro a stampa scritto dal già citato Emilio Maria Manolesso, conservato oggi nella Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Ancora più eclettica è la figura di Jacopo di Porcia, nonno di Silvio, nato nel 1462. Uomo d'armi, ma anche umanista e letterato, capace di alternare la spada al pennino per difendere la sua gente e raccontare le vicende da lui stesso vissute. Sono anni turbolenti quelli a cavallo tra il 400 e il 500. Il Friuli è funestato a più riprese dalle invasioni degli Akinji turchi. Jacopo si distingue già nel 1499 per la risolutezza con la quale difende il suo castello e la sua gente nella grande scorreria ottomana di quell'anno. Nel 1509 assume il comando delle milizie della destra tagliamento nella guerra che vede Venezia minacciata dagli eserciti della Lega di Cambrai.
La sua esperienza militare gli ispirerà il trattato De Reri Militari, paragonabile all'arte della guerra del coevo Niccolò Machiavelli, dove illustra i principi della scienza bellica dall'antichità al suo tempo, con particolare attenzione alla rivoluzionaria introduzione delle armi da fuoco. Perché, come abbiamo detto, Jacopo è anche un raffinato uomo di lettere. Ha seguito l'intero cursus studiorum degli intellettuali del suo tempo. È stato iniziato agli studi dall'umanista Bartolomeo Uranio e quindi ha proseguito la sua formazione prima a Venezia per apprendere l'arte della retorica e studiare le lettere greche e latine, e poi nella prestigiosa Università di Padova, dove consegue la laurea in utroque iure, cioè in diritto sia civile che canonico. Scrive trattati di caccia, ma anche i resoconti delle guerre contro l'impero e contro i turchi, di cui è stato protagonista in prima persona. Purtroppo la maggior parte dei suoi scritti originali, contenuti nell'archivio privato dei Conti di Porcia, viene distrutta durante l'occupazione austriaca della Prima Guerra Mondiale. Ma la sua opera più interessante, per la sorprendente modernità di pensiero, è il De Generosa Liberorum Educatione, una sorta di trattato pedagogico dove si affronta il tema dell'educazione dei virculti. Fedele alla sua vocazione, il Conte di Porcia consiglia che il rampollo si alleni sia nell'arte delle armi che in quella delle lettere. Deve imparare ad esprimersi correttamente in latino, la vera lingua dei dotti. Deve leggere Cicerone, Livio e Sallustio, autori moralmente formativi, ma allo stesso tempo deve irrobustire il corpo con l'esercizio fisico. Jacopo e Silvio di Porcia, due grandi personalità del Rinascimento friulano, due esponenti illustri di questa terra di letterati e uomini d'arme.